ever fall for a body that's an oath. Sono con Kughi che mi ha appena fatto un regalo, il braccialetto con la scritta EIOF 2023 Friuli Venezia Giulia, perché con 9 venue di gara la nostra regione è pronta ad ospitare i Giochi Olimpici della Gioventù Europea nella sua versione invernale. Anche Kughi è pronto a partire, tra l'altro con i pettorali ufficiali di gara questa sera per la prima volta dopo le tappe di San Marino e di Spittal in Austria, perché c'era anche un aspetto transfrontaliero. Partita da Roma, la torcia olimpica, la fiamma simbolo di pace e dei valori proprio olimpici sarà accesa qui a Tolmezzo e comincerà un viaggio qui a Tolmezzo per rappresentare quelle che sono le venue della Carnia, ma l'abbiamo detto, tutta la regione sarà coinvolta e non solo le località di montagna. Scopriamo di più questa sera. Grazie Kughi. Ed ecco l'arrivo della torcia, portata dagli atleti carnici, con Kughi. Inizia la grande avventura, 400 atleti da 30 nazioni saranno qui ai cluster della Carnia per la 16ª edizione invernale del Festival Olimpico della Gioventù Europea. Ecco qui ragazzi, il futuro dello sport carnico, il futuro degli sport invernali del Friuli Venezia Giulia. Qui in piazza 20 settembre con l'accensione ora del tripode. Ringraziamo i giovani atleti con il presidente di EIOF 2023 Maurizio Dunoffer, il presidente del CONI Friuli Venezia Giulia Giorgio Brandolin e Stefano Mazzolini in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia. Grazie Tolmezzo! Il sindaco di Tolmezzo, perché appunto lo dicevamo questa sera, parte da qua il viaggio che porterà poi a Trieste per l'apertura di EIOF, tutta la regione coinvolta, tutta la montagna coinvolta. Tolmezzo che ruolo avrà in questo? Ma la montagna è protagonista come sempre, no? E Tolmezzo è il centro, è il punto di partenza della montagna, delle nostre meraviglie che abbiamo qua su. Adesso aspettiamo la neve. Beh, devo dire che per l'ennesima volta la regione investe sul territorio, sullo sport giovanile. Noi abbiamo molto interesse come Conca Tolmezzina, abbiamo ospitato manifestazioni di ogni tipo, dal cicloturismo per bambini, dalle manifestazioni. 2 settimane fa avevamo un torneo internazionale di judo che era ormai la 35ª edizione, ormai storico, per cui per noi è un onore oggi essere qui, vedere passare la fiaccola che prosegue, come hai detto, verso Trieste e dare il nostro piccolo contributo del territorio per una manifestazione che secondo me sarà l'ennesimo specchio delle nostre bellezze a livello internazionale. Soprattutto per i più giovani, per un pubblico europeo. Ma l'investimento è quello secondo me, no? Portare lo sport della nostra regione a conoscenza di tutti. Io penso che sono un appassionato di sci, di alpinismo, ho sempre praticato grazie a mio padre questo sport e tornare nei posti dove ero stato da piccolo è sempre qualcosa di interessante, di piacevole, perché poi volente o nolente ci si affeziona a questa nostra regione, comunque uno arrivi da qualsiasi parte. Vicepresidente, io sono Friuli Venezia Giulia, il Friuli Venezia Giulia sarà davvero tutt'uno e comincia da oggi questo viaggio che porterà verso Trieste attraversando idealmente e concretamente tutte le 9 venue di gara che insomma ci dicono di quanto EIOF sia un'occasione dai monti al mare. Beh, hai detto proprio bene, dai monti ai mare, perché proprio al mare parte l'apertura di questi giochi olimpici invernali dei giovani. Da Trieste partiamo, poi si andrà in tutti i poli sciistici del Friuli Venezia Giulia, ma non solo dove si scia, dove si fa sport sul ghiaccio, lo sci nordico, lo sci alpino in genere, e quindi abbiamo la possibilità, grazie a questo grande evento e soprattutto il sostegno della regione e anche del governo, riusciremo a far conoscere la regione a tutti quei paesi che hanno deciso di venire in Friuli Venezia Giulia. La chiusura poi sarà a Udine, la chiusura dei giochi. Io spero che insomma, innanzitutto questo sport di giovani, diamo la possibilità ai giovani di crescere e dimostriamo come oggi la nostra regione sempre di più è vicino allo sport e ai giovani. E questo è un fatto importante. La possibilità poi di questi ragazzi di poter allenarsi, di gareggiare o di correre comunque su delle piste così ben preparate vuol dire che abbiamo grande capacità tecnica e negli anni abbiamo imparato molto.
Sì, perché comunque questo punto d'arrivo sarà anche il frutto di anni di lavoro anche sull'impiantistica, perché insomma dai palaghiaccio a insomma, le varie strutture che ospiteranno si sono potenziate proprio le strutture in tutti i poli della regione, da lì in poi insomma, si continuerà a sfruttarle per gare internazionali. E allora anche approfitto, se posso, perché per esempio i palazzetti del ghiaccio abbiamo un cospicuo finanziamenti, importanti soldi per mettere a norma strutture che dalle universiadi ad oggi non vedevano investimenti, da oltre 20 anni. I soldi sono serviti per mettere a nuovo e a lustro quello che noi offriamo, ma faccio l'esempio Fornavoltri, per esempio, la struttura di accoglienza dei cronometristi, degli spogliatoi, eccetera, eccetera, Sappada, Tarvisio, a Pontebbe al Palo Ghiaccio, e poi la messa in norma anche delle piste da sci. Pensate che questo governo regionale oltre 60 milioni di euro per il potenziamento dell'offerta sciistica d'inverno ed estate, tante biciclette. Un piccolo problema sono le autorizzazioni, questo sì, perché abbiamo un mondo che si apre quando andiamo a proporre una nuova pista, un nuovo impianto, un nuovo edificio, e diventa più difficile di una volta, però abbiamo deciso di sostenere questo, di sostenere gli investimenti sulla montagna, e non per ultimo oggi la Fiamma Olimpica arriva anche a Tolmezzo, la città emblema della montagna del Friuli Venezia Giulia. Presidente Brandolin, quando si vede la fiamma, la torcia, insomma, olimpica, è un momento di grandissima emozione. Festival Olimpico della Gioventù Europea, la serata di oggi ci dà la misura della portata di questo evento, che è sì per i ragazzi dai 14 ai 18 anni, ma questo forse non l'ho raggiunto, perché ci proietta direttamente agli atleti del futuro, e il futuro dice anche Milano Cortina. Allora, hai detto tante cose, io le sottolineo, ovviamente il valore e il senso della fiaccola olimpica. Quando sono nati i giochi 2000 e passa anni fa in Grecia, la fiaccola rappresentava, finché era accesa, il tempo della pace per poter far svolgere i giochi, e quindi rappresenta al nostro tempo tutta una serie di valori importanti che in parte stiamo anche perdendo, che dobbiamo riscoprire noi adulti, ma soprattutto i nostri giovani, come attraverso lo sport, attraverso queste manifestazioni. Secondo, questo Festival della Gioventù Europea dello Sport della Neve, io mi auguro sia un trampolino di lancio per tante ragazze e per tanti ragazzi di tutta Europa, per poter poi calcare le piste delle Olimpiadi, che è il sogno di ciascun atleta. Quindi io mi auguro che anche lo sforzo che stiamo facendo possa servire, con i bellissimi impianti che stiamo mettendo a nuovo, a questi ragazzi e questi ragazzi, per dimostrare il loro valore e magari ottenere quel pass tra qualche anno per le Olimpiadi di Milano Cortina e anche più avanti. È l'augurio che faccio a tutti i ragazzi e le ragazze che vengono da tutta Europa. Lo sforzo che dobbiamo fare su un'idea mia di Dunhofer e del Presidente della Regione di far svolgere questi giochi su tutti i 9 impianti sciistici, polisciistici della nostra regione è notevolissimo, tanto è vero che anche gli altri dirigenti di altre nazioni che vengono ci guardano proprio con grande attenzione per capire come riusciamo o riusciremo, io spero positivamente, a risolvere questo problema. Però la forza del mondo dello sport italiano, lo ribadisco ancora qui oggi, che viene messa in discussione da una riforma strampalata dello sport che sta venendo avanti, è basata sul volontariato, che non vuol dire gente che non hanno cosa fare, anzi gente professionale, gente che ha il suo lavoro, la sua famiglia, ma che però la passione per lo sport porta ad essere presenti a fianco ai ragazzi, in questo caso le ragazze, per far loro svolgere l'attività agonistica. Noi ne abbiamo migliaia in questa regione, ho 3.000 società iscritte al CONI, puoi immaginare quanta gente c'è lì attorno, pochissimi sono pagati, tutti sono volontari, guai se roviniamo questo giocattolo, questo patrimonio, perché se cominciamo a pagare tutti, a parte che non riusciremo, ma si perde il senso di comunità, il senso di socialità che il nostro mondo rappresenta.
Silvio Fauner, parto prima di tutto non da quello che riguarda Sappada, ma dal passato, di quello che poi è diventato un grande campione, perché insomma qui passeranno ragazzi dai 14 ai 18 anni, il futuro degli sport invernali, e poi c'è una fiamma che a qualsiasi livello parla di Olimpiadi, parla sempre di grandi emozioni, per raccontare appunto il valore del Festival Olimpico della Gioventù Europea. No, diciamo che la fiamma in qualsiasi manifestazione sportiva ha sempre un suo perché, ha sempre soprattutto un suo significato. Questa manifestazione a me piace particolarmente perché, come hai detto te, da qui si vedranno, non solo nello sci di fondo ma in tutte quante le discipline presenti, si vedranno molto probabilmente i campioni, quelli che vinceranno campionati del mondo e vinceranno Olimpiadi tra 10 anni, tra 15 anni o tra 5 anni, quindi è un percorso che purtroppo io come atleta non ho potuto fare perché la prima edizione credo sia partita nel 93, quindi io ormai ero già senior, però è un percorso che prende i ragazzini, ormai non più ragazzini però, da giovani, da 17 adolescenti e li crea un percorso che poi, come ho detto, possiamo ritrovarli sul gradino più alto della competizione più alta di questo mondo. È tutto pronto a Sappada, la torcia, la fiamma passerà anche di là, ovviamente in questo viaggio che poi porterà a Trieste, e poi ovviamente il cuore con lo sci di fondo e con anche investimenti che sono stati fatti per migliorare quella che è già un'arena, insomma, di altissimo livello. Sì, allora no, non è ancora tutto pronto perché stiamo ancora ultimando i lavori, però ci siamo, saremo assolutamente pronti. Sì, sono stati fatti degli investimenti per ampliare, per migliorare quello che era lo stabile dello stadio del fondo per questo evento, ma anche in ottica futura, dove sappiamo benissimo che per richiedere manifestazioni di un certo livello, a livello Coppa del Mondo o anche solo una semplice Coppa Europa, servono le strutture. Senza le strutture i grandi eventi non si riescono a fare. Noi abbiamo già abbiamo inoltrato una candidatura per il 2026 per i campionati mondiali master, e quindi queste strutture sono sicuramente necessarie. Appuntamento con la fiamma a Sappada? Quando? Appuntamento con la fiamma, abbiamo deciso insieme al comitato EIOF di metterla in quello che per noi è l'appuntamento clou per le vacanze di Natale, quindi il 27, appena prima dell'ultimo dell'anno, il 27 di dicembre, dalle 5:30 in poi, dove faremo l'accensione, dove faremo musica, dove faremo divertimento, quindi sarà sicuramente una bella festa. Con il presidente della comunità di montagna della Carnia, De Crignis, perché appunto c'è tutto un territorio coinvolto. Questa sera parliamo di Carnia, EIOF lo dice il logo, lo dice il nome, è Friuli Venezia Giulia, e insomma comprende sì manifestazioni sportive ma anche investimenti a favore delle località sciistiche della nostra regione. Sì, più o meno degli interventi vengono fatti un po' dappertutto dove servono, dove sono le discipline che poi si portano avanti in quello che è EIOF, chiaramente. Io però la cosa più importante che vedo in questa iniziativa è il fatto di lavorare sui giovani, di dare loro fiducia, di portarli avanti, perché alla fin fine sono il nostro futuro, e chi come noi ha fatto lo sportivo, attività sportive a livelli anche abbastanza alti, vedere i bambini che vengono su e che ti danno grandi soddisfazioni, ormai ragioniamo da nonni, è la cosa più bella in questo mondo. Tra l'altro è quella che poi porta più economia, perché dietro un bambino c'è la sua famiglia, ci sono i suoi nonni, ci sono tutte le realtà, gli amici. Perciò ben vengano queste attività giovanili che, guarda, vanno veramente sostenute. E allora il viaggio della fiamma arriva in Friuli, dove poi si concluderà in Friuli Venezia Giulia, dove poi si concluderà a Trieste. Siamo sempre più vicini a EIOF 2023.
siamo molto vicini, ormai siamo in fase finale, siamo quasi sul rettilineo finale. No, stasera la prima presentazione in Friuli Venezia Giulia, quindi Tolmezzo, abbiamo voluto farla a Tolmezzo perché la sede operativa è Amaro, quindi ringrazio tutte le amministrazioni qua di Amaro e di Tolmezzo perché ci ospitano e abbiamo una bellissima sede, quindi era doveroso ed impegno che oggi partissimo in Friuli da Tolmezzo. Questa è l'atmosfera olimpica, questo è creare di qualcosa di importante e di interessante per i nostri giovani. È chiaro che sono coinvolti tutti i poli sciistici della nostra regione, partiamo da Tarvisio, tutta la Carnia, andiamo a Piancavallo, a Clout, a Udine in città per il torneo di hockey di Udine, apertura a Udine, a Trieste e chiusura a Udine, quindi è coinvolta con 2 uscite internazionali, Planica in Slovenia e Spital per quanto riguarda l'hockey donne. E allora buon viaggio in Friuli Venezia Giulia, adesso dopo le tappe di San Marino e Spital arrivederci a Trieste. No, grazie a tutti e grazie, vi aspettiamo a Udine il 10, a Udine siamo il 10, arriviamo anche a Udine. Never ever fall for a body that's an oath.